Ciao adesso perché ho iniziato questo vlog con un po' di pulizia. Allora questa mattina sono andata a farmi una micro spesa in un negozietto qui vicino e vi faccio vedere cosa ho preso. Beh, questo è lo scontrino. Allora ho preso una confezione di polenta, questa qui già cotta da fare alla piastra, una confezione gigante di Coca-Cola, una confezione di sgombro in filetti grigliati di Rio Mare, poi una confezione di bucca nevica Doria e una confezione qui di pomodoro. Io di solito prendo il pomodoro dal mercato agricolo, però in questo periodo il mercato agricolo non c'è, per cui ho preso questo, e una confezione da 3 di fagioli borlotti. Di qua le uova, una confezione di burro, poi qui dentro ho preso, c'è del pasticcio e del baccalà già cotto, una confezione qui di ravioli. Poi gli affettati ho preso questo adesso vediamo se c'è scritto, non c'è scritto, comunque me lo ricordo che ho preso 1,5 etto sia di mortadella con il pistacchio e un altro 1,5 etto, se trovo la confezione qui, di pancetta affumicata. Poi di qua ho preso 2 confezioni di formaggio. Ed ecco qui il pasticcio, quindi per mezzogiorno ho deciso di fare il pasticcio. Visto che ho aperto ieri sera questa scatola di pomodoro, perché ho fatto giusto una pasta leggera col pomodoro, e di solito questo pomodoro non ha molta durata, anche se lo metto in frigo, allora ho deciso di iniziare ad utilizzarlo anche spargendone un po' qui sopra, e poi ci aggiungo del grana grattugiato e il tutto lo scaldo al microonde. Questo è il risultato del pasticcio. Si è un po' aperto, comunque questo è il risultato. Adesso ci taglio le fettine e lo mangiamo. Il pasticcio mangiato ne è avanzato anche per domani, per cui ne è stato preso anche un po' di più, nel senso di finirlo in giornata, però va bene così. Adesso vi faccio vedere il macello che ho qui in lavanderia, che ho vari capi, perché io divido i capi tra colori più chiari e colori più scuri, e i pantaloni li lavo a parte, per cui vi faccio vedere il macello che ho qui. Lì una lavatrice si sta facendo, anche perché non so se riusciate a vederlo, volevo lavare quella sciarpetta, che è una sciarpetta che uso di solito in primavera, e l'avevo messa qui dentro e non l'avevo più lavata ancora dall'autunno, diciamo, dell'anno scorso, e adesso la sto lavando. Comunque qui per terra ho questo casino, nel senso che queste le lavo a parte, quelle le lavo a parte, poi c'è un maglione grigio e uno rosso che non mi va di buttarli insieme perché c'è troppa differenza di colori, per cui c'è un po' di macello. Ed ecco la cena pronta. Questo è il baccalà che vi avevo detto che abbiamo preso questa mattina. Qui ci ho aggiunto la polenta e di qua abbiamo la mortadella. Per quanto riguarda tutte le lavatrici che mi sono fatta oggi, ho lasciato lì le camicie perché non sapevo più dove appenderle, anche perché quelle che adesso sono appese sulla doccia passano di qua, per cui ho deciso di fermarmi così ed aspettare che qualcosa si asciughi. Per quanto riguarda questo shampoo della Kerastase che ho preso sul sito di Sephora, ma qualche prodotto vedo che c'è anche in negozio, io comunque l'ho preso dal sito e devo dire che non è niente male. Il prezzo è sui 24 euro. Questo è uno shampoo anticaduta. Dopo 10 giorni di utilizzo di ogni sera ho iniziato a vedere dei risultati che perdo meno capelli. Io ne uso poco più di una noce più o meno, e vi devo dire che subito non ho visto nessun risultato, perché i primi 3-4 giorni pensavo che non funzionasse, però nell'utilizzo costante
ho visto dei risultati e ho preso questo qui che è scritto specifique ben prevetio. Comunque sul sito ci sono le indicazioni perché ci sono altri shampoo di questo marchio. Sulla descrizione c'è scritto a cosa servono, per cui io ho scelto quello anticaduta, anche perché ho visto sul sito che adesso ne è uscito uno nuovo che ha le scritte rosa ed è sempre indicato per l'anticaduta, per cui non so se la prossima volta che ho finito questo, se eventualmente prendo l'altro, giusto per provarlo, però devo un attimo vedere perché ho il problema di capelli grassi, per cui diciamo che non è specifico per capelli grassi e questo è un po' che lavandomi ogni sera va bene, però se dovessi portare i lavaggi più avanti non so se rischierei di avere i capelli più grassi del solito, diciamo. Comunque come anticaduta ho visto dei risultati. Io adesso che sono qui, forse non mi vedete perché ecco l'immagine sta ok. Adesso sono tornata, sono qui, adesso mi sto preparando per fare la doccia, però prima di fare la doccia questa sera ho deciso di lavarmi un po', di fare un po' di trattamento viso. Allora vi faccio vedere cosa ho deciso di utilizzare. Questa sera ho deciso di utilizzare per il viso questo qui che è dell'Occitane e sarebbe lo scrub, e come maschera di utilizzare questa qui sempre dell'Occitane che è quella il mirtilli, che dovrebbe essere quella illuminante se non sbaglio. E per finire volevo per le labbra utilizzare i due prodottini qui di Mulac. Ho anche questi dell'Occitane, però per un trattamento più efficace è meglio Mulac, almeno sulle mie labbra. Allora adesso qua ci devo ancora decidere se restare sull'Occitane, così con li ho finiti, o fare questo Mulac, poi mi guarderò bene le labbra, che è il trattamento che ha più bisogno. E dopo vi ho fatto vedere un po' questa giornata. Io, a parte che le pulizie le avevo fatte ancora l'altro giorno, perché questo è un vlog diviso in due giorni. Un giorno ho fatto un po' di pulizie e ve le ho registrate. Oggi, da quando è iniziata la spesa, è tutto un giorno. Comunque io per questo piccolo vlog vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!